Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Apriamo con la notizia della morte a Roma di Maurizio Costanzo. Aveva 84 anni, giornalista, conduttore TV, autore, sceneggiatore. Costanzo è stato senza dubbio uno dei più grandi e influenti personaggi della televisione italiana degli ultimi decenni. Nato a Roma nel 1938, ha iniziato la sua carriera come giornalista e autore di programmi televisivi nella prima metà degli anni 60, per poi diventare uno dei presentatori più amati e seguiti della televisione italiana. Ma oggi è anche l'anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina e migliaia di giovani si sono riuniti questa mattina a Piazza Politeama a Palermo per partecipare alla marcia contro il conflitto organizzata da Europe for Peace. Il corteo ha attraversato Via Dante, i cantieri culturali della Zisa e Piazza Pina Bausch. Più di 35 istituti di ogni ordine e grado, dalle elementari ai licei, anche dell'Interland, hanno aderito alla giornata di mobilitazione. Il comitato organizzatore ha dichiarato che l'obiettivo della marcia era di lanciare da Palermo un grido forte contro la guerra lanciato in contemporanea da molte piazze italiane ed europee. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha chiesto agli uffici di effettuare una mappatura urgente dei corsi d'acqua presenti in Sicilia e di redigere un piano straordinario di interventi per la loro manutenzione. Questo è stato sollecitato dopo l'ennesima alluvione che ha colpito la zona sud-est dell'isola. Schifani ha riunito i dirigenti generali dei dipartimenti regionali coinvolti, ovvero quello della programmazione, dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della protezione civile, e ha dato una scadenza di 10 giorni per la redazione del piano. Il coordinamento delle attività è stato affidato al segretario generale dell'autorità di bacino della Presidenza della Regione, Leonardo Santoro. E chiudiamo con novità sul meteo, perché in Sicilia arriva la sabbia dal Sahara a causa dell'ingresso di un sistema depressionario nel sud Italia. A causa del richiamo di aria mite veicolato da questa intensa depressione si solleverà un vero e proprio pulviscolo sahariano. Il tutto in Sicilia sarà accompagnato anche da venti a tratti forti. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18.